CGIL e Will Sardegna dicono no all'autonomia differenziata e si fanno promotrici del comitato referendario regionale, costituito da partiti politici, rappresentanze istituzionali, associazioni e movimenti sociali, per sostenere la battaglia contro la legge definita Spacca Italia, che secondo le due sigle sindacali mette a rischio la tenuta sociale del paese. Per riuscire a far indire il referendum nel 2025, i promotori dovranno raccogliere 500.000 firme entro il 30 settembre. La Sardegna è una regione autonoma a statuto speciale. Se passa questa idea di autonomia differenziata di Calderoli, perderà qualunque ruolo specifico e tipico della condizione insulare sarda, perché tutte le regioni rivendicheranno una sorta di autonomia che invece oggi la Sardegna può esercitare in quanto appunto regione autonoma a statuto speciale. Riteniamo che sull'autonomia differenziata è necessario che si esprima la gente, che si esprima mettendo a fuoco tutti quegli aspetti che sono in questo momento aspetti che non possono portare posizioni di vantaggio alle regioni del sud, ma rischiano di dividere ulteriormente, in questo momento particolare, la situazione delle regioni italiane, di spaccare l'Italia in due parti. Questo non lo vogliamo. L'autonomia differenziata significa cancellare la nostra specialità, significa cancellare il nostro statuto e significa cancellare tutte quelle conquiste che in questi anni abbiamo fatto in termini di diritti per la mobilità, per l'istruzione e per una sanità uguale a tutti i cittadini. Abbiamo fatto un coordinamento con i 5 presidenti dei consigli regionali interessati e coscienti dei rischi di questa legge per entrare entro il 30 di questo mese nei singoli consigli regionali per deliberare un'unica mozione che chiede il referendum alla Corte Costituzionale. Oggi, proprio nelle stesse ore in cui noi facciamo la riunione per costituire il Comitato della Sardegna, a Roma in Cassazione si deposita il quesito che punta a dichiarare totalmente abrogato la legge Calderoli e speriamo che la Cassazione lo autorizzi per poter votare nella primavera del 2025.